Abbiamo partecipato a 2 importanti riunioni in Regione Veneto assieme a tutte quante le altre parti sociali. In queste riunioni abbiamo affermato che non esistono codici Ateco che delimitano quelle che sono le imprese sicure e quelle che non sono sicure, per cui dobbiamo superare la logica del codice Ateco. Le imprese artigiane sono estremamente sicure, sono aziende che già da tempo applicano dei protocolli di sicurezza alle loro imprese e i protocolli in più per il coronavirus sono facilmente applicabili. Queste aziende sono formate al 60% da un unico componente o con delle società limitate che spesso fanno parte i soci del nucleo familiare, e questo per un 60% del nostro mondo dell'artigianato. Il restante 40% ha una media di occupazione di 5 addetti per impresa, per cui sono 100.000 i lavoratori nel Veneto delle aziende artigiane. E anche queste sono estremamente sicure, per cui abbiamo chiesto il superamento del codice Ateco, abbiamo chiesto che ci siano delle procedure che siano chiare e che non devono avere dei costi aggiuntivi per le imprese. L'altra cosa che abbiamo chiesto in maniera importante è per la cantieristica. Ancora una volta le cantieri edili sono luoghi sicuri di lavoro e ce lo raccontano anche gli ispettori dello Spisal che hanno fatto le ispezioni nelle aziende che erano aperte. L'altro tema che abbiamo chiesto è il grande problema della liquidità. Abbiamo bisogno di una iniezione di liquidità prima della fine del mese, affinché ci sia la possibilità di pagare le scadenze di fine mese del 30 di aprile, affinché non parta una filiera con un effetto domino di mancati pagamenti che interromperebbe quelli che sono i flussi economici, per cui bloccherebbero completamente l'economia. Per cui quello che abbiamo affermato è che l'economia deve ripartire e lo deve fare in fretta proprio per sostenere tutti questi nostri territori.